compleanno incredibilmente importante per la città di Conegliano, i 150 anni di un'azienda, la Carpenè Malvolti, che è la storia della nostra città, la storia del Prosecco, un'azienda che ha ancora la sede in centro storico, per cui veramente è una cosa unica. E per fare questo il 27 maggio ci sarà un corteo che parte dalla scuola enologica, si ferma in piazza Cima e poi arriverà fino alla sede della ditta, per cui veramente una città in festa per festeggiare un'azienda che ha portato il nome di Conegliano in tutto il mondo. Di sinergia tra pubblico e privato, in che senso? Ma assolutamente sì, a parte i 150 anni che hanno visto marciare a fianco la Carpenè Malvolti e la città di Conegliano, anche un intervento urbanistico che è stato fatto, che ha rimesso a nuovo la cantina, ma soprattutto che ha anche creato una viabilità, dei marciapiedi, una pista ciclabile e rimesso a nuovo una via di Conegliano. Sono i nostri primi 150 anni, una tappa storica, compleanno che desideriamo appunto condividere con tutti i nostri amici, colleghi, collaboratori, stakeholders, partners, tutti, ma in primis con la città di Conegliano. E il 27 di maggio appunto abbiamo deciso di celebrare insieme alla città, insieme ai cittadini di Conegliano, questa importante tappa storica, organizzando un corteo che partirà dalla scuola enologica di Conegliano, che il nostro fondatore ha contribuito fortemente appunto a realizzare nel 1876, 8 anni dopo aver fondato la propria cantina. Partirà da lì questo corteo, come dicevo, per poi spingersi al centro della città, in piazza Cima, per avere un momento di celebrazione insieme all'amministrazione comunale, dopodiché si porterà presso la cantina Carpenè Malvolti, la cantina 1868 che abbiamo da poco restaurato e che dal 27 di maggio in poi sarà sempre aperta alle visite dei cittadini, di tutte le persone che vorranno farlo. Quindi una tappa storica che merita di essere condivisa con tutti quelli che ci hanno accompagnato e ci hanno permesso questo in questi 150 anni. È una città che ha visto il nostro fondatore già piccolissimo, da 8 anni, portarsi qui, era nato a Brugnera, qui vicino, a 20 km circa da Conegliano, poi a 8 anni arrivò qui in città e in questa città lui credette subito e sin da piccolo, giovanissimo, oltre ad aver appunto espletato la sua attività formativa in questa città, ha contribuito tantissimo all'attività anche di insegnamento, perché appunto fu più volte docente, e soprattutto alla formazione, perché appunto contribuì fortemente a creare la fondazione, la prima scuola enologica d'Italia. Bene, il rapporto è simbiotico in quanto in questa città e in questo territorio, intendo il territorio di Conegliano e Valdobbiadene, oggi candidato anche a diventare patrimonio UNESCO, quindi un territorio importantissimo. In questo territorio il nostro fondatore ci ha creduto e ha creato sia la sua attività imprenditoriale sia la sua attività di docente, quindi formando le nuove generazioni. Un rapporto simbiotico che ci auguriamo possa continuare sempre per l'avvenire.